Leggiamo per iniziare il nostro culto. Iniziamo leggendo il Salmo di numero 21. Se ce l'avete le vostre Bibbie, dovete avere, aprite nel Salmo di numero 21. Un salmo di Davide, più che altro una preghiera. O Signore, il re si rallegra nella tua forza. Oh, quanto esulta per la tua salvezza. Tu hai soddisfatto il desiderio del suo cuore e non hai respinto la richiesta delle sue labbra, poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni eccellenti. Gli hai posto in capo una corona d'oro finissimo. Egli ti aveva chiesto vita e tu gliel'hai data lunghi giorni in eterno. Grande è la sua gloria attraverso la tua salvezza. Tu lo rivesti di maestà e di magnificenza, poiché lo ricolmi delle tue benedizioni per sempre. Lo riempi di gioia in tua presenza. Perciò il re confida nel Signore e per la benevolenza dell'Altissimo non sarà mai smosso. La tua mano raggiungerà tutti i tuoi nemici. La tua destra colpirà quelli che ti odiano. Tu li metterai come in una fornace ardente. Quando apparirai, il Signore, nel suo sdegno, inabisserà il fuoco e il fuoco li divorerà. Tu farai sparire il loro frutto dalla terra e la loro discendenza tra i figli degli uomini, perché hanno macchinato del male contro di te, hanno ideato malvagi progetti che non potranno attuare, poiché tu farai loro voltare le spalle e il tuo arco minerai diritto la loro faccia. Innalzati, o Signore, con la tua forza, noi canteremo e celebreremo la tua potenza. Il nostro Dio è un Dio di amore, ma è anche un Dio giusto. E questo significa che dobbiamo cercare, solo cercare, di essere all'altezza di questo Dio. Non possiamo mai farlo da soli, con le nostre forze, ma possiamo avvicinarsi, dovuto all'opera di Cristo sulla croce. È questo Dio che ha condotto il suo popolo nel deserto, che lo ha guidato nelle battaglie. E questo è il nostro Dio. Re dei re, Signore dei signori. Che possiamo stasera avere questo in mente e nei nostri cuori, mentre lodiamo a Lui e ascoltiamo le sue parole. Amen. Lodiamo il Signore. Grazie Padre per questo privilegio, grazie per questa opportunità, grazie perché possiamo riunirsi liberamente per offrirti culto. Ascolta le nostre preghiere e accetta la nostra lode, Signore. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù è il Re dei re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in
in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. È l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Di ciò che hai fatto in me. Signore Padre, che in questo momento tu possa parlare ai nostri cuori, Signore, che tu possa continuare a dirigere i nostri passi, Padre. Che questa sera tu possa mostrare pienamente la tua gloria, Signore, che questa sera noi possiamo sentire la tua voce, sentire il tuo abbraccio, sentire il tuo conforto, Padre. Davvero io non so perché ognuno di noi è qua questa sera, Signore, non so se c'è qualcuno che sta cercando qualcosa, Padre, ma che possa trovarlo in te, Signore, che tu possa essere quel rifugio che abbiamo bisogno di ricevere, quella serenità che abbiamo bisogno di sentire nel nostro cuore, quella pace, Signore, che solo tu puoi dare, Signore. Santo sei, Signore, Padre. Tu sei santo, tu sei degno di ogni lode, Signore. Che in questo momento noi possiamo adorarti in verità, Signore, dal profondo del nostro cuore. Che da lì possa provenire un profumo soave, Signore, che possa salire a te, Signore. Che possiamo concentrarci su di te, sulla tua parola, su quello che vuoi comunicarci, Signore. Che tu possa trasformare le nostre vite, che tu possa
comunicarci dove dobbiamo andare in questo 2026, Signore, che tu possa comunicare ad ognuno di noi il tuo piano per le nostre vite, Signore, che noi possiamo continuare ad essere benedizione su questa terra, Signore, che tu possa continuare a usarci e che possiamo essere degli strumenti nelle tue mani, Signore, che la tua opera venga fatta, Padre, Signore. Amen. Non c'è nulla che si appari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Non c'è nulla che sia che si appari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua è solo con te, sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, sì, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, sì, con la tua presenza riempici di te. Di te.
presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, sì, con la tua presenza riempici di te. Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Sulla terra chi è come te, infinito, degno, amabile, niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. La tua presenza è il cielo, la tua presenza è il cielo,
contemplerò. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. Sei la sorgente che non si esaurirà. La tua presenza è il cielo, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. E cantiamo oh Gesù, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me. Signore, che la tua presenza possa continuare ad essere tutto per noi. Che la tua presenza possa essere l'unico motivo per il quale noi ci svegliamo, andiamo avanti nella nostra vita. Che possiamo sempre ricercare la tua presenza e la tua volontà in ogni situazione e in ogni decisione della nostra vita, Padre. Sappiamo che tu hai il controllo, ma forse a volte non l'abbiamo capito davvero. Quindi, Signore, io ti chiedo che noi possiamo capire in modo profondo che tu hai il controllo nelle nostre vite. Che non possiamo spaventarci davanti ai problemi, davanti alla difficoltà, perché tu sei davanti a tutto, tu hai il controllo di tutto, Signore. Che possiamo vedere le difficoltà come un'opportunità di avvicinarci a te, di capire di più di te, di conoscerti di più, Signore. A volte rimaniamo immobili davanti alle difficoltà, a volte ci fermiamo e rimaniamo in quella situazione di sofferenza. Ma Signore, che come Paolo noi possiamo lodarti in ogni situazione, davanti ad ogni problema. Che la lode, la tua lode, la nostra lode non possa essere soltanto un modo di cantare, di dimostrare che ci piace la musica, ma che possa essere l'unico motivo per la quale esiste, quella di adorare te, di ringraziare te, di esprimere il nostro dolore attraverso la tua parola. Che possiamo aggrapparci a questo, Signore, che possiamo aggrapparci a te, alla tua presenza e a tutto quello che tu sei, Signore. Che possiamo smettere di restare immobili e possiamo andare avanti, Signore, nella nostra vita. Che possiamo finalmente prendere una vera decisione per te, Signore. Perché aspettare? Che cosa stiamo aspettando? Non lo so, Signore, non ne ho idea. A volte aspettiamo che succeda chissà che cosa affinché noi possiamo andare avanti insieme a te, Signore. Ma tu sei là che ci chiami ad andare verso di te, anche se non stiamo vedendo dove camminiamo. Magari c'è solo l'acqua davanti a noi, Signore. Ma che noi possiamo guardare te, fare questo passo. Perché poi sappiamo che tu metterai la terra sotto i nostri piedi. Tu metterai un sostegno sotto i nostri piedi, Signore, che quindi noi possiamo fissarci solo su di te, Signore, e smetterla di aspettare chissà quale segno dal cielo per poter andare avanti, Padre. Ti ringrazio, Signore, per la tua bontà, per il tuo amore, per la tua fedeltà e per tutto quello che ci dai
ogni giorno, Signore. Ti ringrazio dal profondo del mio cuore, Padre. Amen. Non c'è mai stato un Dio come te, in nessun altro troverei un amore così unico e così speciale. Con la tua vita dentro me posso capire questo amore imparagonabile, fedele e così speciale. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore, io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu ti prendi cura di me. Non c'è mai stato un Dio come te, in nessun altro troverei un amore così unico e così speciale. Con la tua vita dentro me posso capire questo amore imparagonabile, fedele e così speciale. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore, io mi nascondo, io ti aspetto,
perché so che tu ti prendi cura di me. Cura di me. Cura di me. Cura di me. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca, sei misericordia e sotto le tue ali, Signore, io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu ti prendi cura di me. Signore, che tu possa in questo momento benedire la vita del predicatore, Padre, che anche lui possa essere uno strumento nelle tue mani, Signore, e che tu possa benedirci profondamente con la tua parola, con la tua voce questa sera, Signore. Ti ringrazio per ognuna delle persone che è qua questa sera, Signore. Benedici le loro vite grandemente, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera ancora. Stasera abbiamo portato dei rinforzi per riscaldare la sala. Va un po' meglio, no? Sì? No? Siamo arrivati all'ultimo pezzo della lettera di Paolo ai Colossesi. Aprite le vostre Bibbie o il vostro telefonino, il cellulare. Leggiamo Colossesi capitolo 4 dal 7 a 18. Tutto ciò che mi riguardava ve lo farò sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli il vostro cuore. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, al proposito del quale avete ricevuto istruzione, se viene da voi, accoglietelo. E Gesù, detto giusto. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Vi saluta Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché stiate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti le rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfo e la chiesa che è in casa sua. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Dite ad Archipo,
Bada al servizio che hai ricevuto nel Signore, per compierlo bene. Il saluto è da mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Preghiamo. Padre, in questo momento ti chiediamo che le tue parole parlino al nostro cuore e che portino frutti, Signore. Dacci saggezza per capire, per comprendere la tua volontà e soprattutto per eseguirla. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Ultimo pezzo della lettera di Paolo. Abbiamo imparato tantissimo, giusto? Sì, spero. Se è che vi ricordate di tutto quello che abbiamo imparato. Sono stati mesi in cui abbiamo visto tutti gli insegnamenti che Paolo ha portato a quella chiesa. Paolo ha ricevuto forse una lettera, forse attraverso le parole di un fratello, i problemi che succedevano lì e ha cercato di istruirli. Ha combattuto le false dottrine e li ha insegnati. Dove era Paolo quando ha scritto questa lettera? Vi ricordate? Sì? Dove? Dove si trovava Paolo? In prigione. In quale posto era la prigione? Quale città? Non vi ricordate? Nessuno? Roma. Chi l'ha detto? Alza la manina. Bravo Luca. Paolo si trovava in carcere a Roma. Possiamo immaginare che Paolo non era un tipo che soltanto parlava, soltanto predicava, ma era uno che viveva soprattutto quello a cui insegnava. Era uno che era disposto a finire in carcere, e è successo più di una volta, perché viveva per il Dio in cui credeva. Arrivando a questo pezzo finale, Paolo inizia a scrivere i saluti a quella chiesa. Paolo era a Roma, ma la cosa interessante è che lui ha scelto un fratello per portare questa lettera indietro. Non ha scelto di inviare tra le poste italiane, forse per paura che non arrivasse mai questa lettera. Non ha scelto neanche di inviare tramite DHL. Ha scelto un fratello, non quello che aveva portato le informazioni da lui, ma ha scelto un altro, Tichico. Paolo invia Tichico e inizia il versetto 7 dicendo: tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico. Chi è questo Tichico? Non so neanche se è così che si pronuncia il suo nome. Sì? Chi era questo tipo? Non sappiamo molto. Quello che possiamo, dalle poche informazioni che abbiamo, cercare di capire è che Epafra era molto probabilmente, Epafra era quello che era andato da Paolo, dalla chiesa dei Colossi, per portare le informazioni. Epafra era probabilmente uno dei leader di quella comunità, forse il loro pastore, e ora chi torna, il scelto per tornare indietro e probabilmente assumere anche questo ruolo, è stato questo Tichico. Nonostante non sappiamo molto su di lui, sappiamo che era rimasto accanto a Paolo in prigione. Anche tutti gli altri fratelli a cui Paolo ha citato in questo pezzo. Ma cosa comporta decidere di rimanere insieme a Paolo, praticamente un nemico dello Stato,
mentre lui era in prigione. E qui vi faccio la prima domanda di questa sera. Quanti di noi avremo il coraggio di rimanere accanto a un fratello che è stato messo in carcere per predicare il Vangelo? Guardate intorno a voi, i vostri amici. Se fosse questo tuo amico accanto a te, a finire in carcere perché predicava, non lo so, a scuola, al lavoro. Se vivessimo in un paese dove questo potrebbe essere un crimine, tu rimarresti fedele insieme a questo tuo amico, rischiando di finire anche te in prigione? Saresti disposto a questo? O faresti finta di nemmeno conoscere? Pietro ha fatto questo quando Gesù è stato preso, no? Cosa faremo noi in questa situazione? Ah, ma Junior, stiamo qui, è inutile che restiamo qui a immaginare una cosa che è forse così lontana da noi, che non capiterà mai. Non è così lontano. Vi do alcune informazioni. Dal 2023 al 2025, in Francia e in Germania, qui vicino, sono stati registrati più di 2000 crimini contro cristiani. Molti di questi crimini riguardano la prigione illegale. Persone cristiani che sono stati messi in carcere senza commettere alcun delitto. Solo perché magari predicavano per le vie, pregavano. Qui, nei paesi accanto a noi. Più di 2000 persone, dal 2023 al 2025. Capita soltanto lì? No. In Olanda un pastore è stato arrestato durante il culto perché alcuni attivisti LGBT hanno protestato davanti alla chiesa dove lui predicava. Questo l'anno scorso. Dal 2022 al 2025 nel Regno Unito un pastore è stato messo in carcere 16 volte perché predicava per le strade. Sempre qui, molto vicino a noi. Non credo che le cose miglioreranno, probabilmente peggioreranno. E forse un giorno capiterà anche in Italia. Cosa siete disposti a fare per il Vangelo di Cristo Gesù? Questi esempi sono in Europa, ma non possiamo scordare che l'Europa è stato praticamente dove è stato nato il protestantesimo. Lutero era in Germania, Zwinglio era svizzero, Calvino era francese ma ha vissuto un bel po' della sua vita anche lui in Svizzera. L'Olanda era un centro delle dottrine riformate. Olanda, Francia, Germania sono gli stessi paesi in cui abbiamo visto tutti questi numeri. Non è difficile immaginare che forse arriverà anche qui da noi. Per fortuna, queste prigioni sono ancora considerate in molti di questi luoghi prigioni illegali. Dopo un paio d'ore o un paio di giorni, magari settimane, queste persone sono tornate in libertà. Ma in alcuni paesi non è così. Vi ho già raccontato quella storia in Corea del Nord dove una famiglia è stata uccisa perché erano cristiani, no? Non per caso la Corea del Nord è il paese numero 1 nelle persecuzioni ai cristiani. Essere cristiano vuol dire essere un nemico dello Stato. Non serve fare niente, basta dichiarare di essere cristiano. In Corea del Nord avere una Bibbia
Non serve che dica di essere cristiano, se tu ce l'hai una Bibbia. Se qualcuno ti ascolta mentre preghi o mentre canto un inno di lode, questo è abbastanza per l'ergastolo. Oppure, in alternativa, essere inviato in un campo di concentrazione. Nel 2024, in Corea del Nord, una famiglia è stata scoperta con una Bibbia stampata in foglio di riso. Non so come l'hanno fatto, ma era una Bibbia stampata in foglio di riso. Una Bibbia che avevano già da tanti anni, sono stati scoperti. Il padre è stato ucciso, la famiglia ucciso in modo pubblico davanti a tutti, così da fare paura agli altri. La famiglia è stata inviata in un campo di concentrazione. Si stima, ancora numeri, che nella Corea del Nord ci siano tra 50 e 70.000 cristiani in campo di concentrazione. Dal 50 a 70.000. Sono tante persone. Nell'Eritrea, tra 2024 e 2025, circa 200 cristiani sono stati messi in containers nel deserto. Container di metallo nel deserto. Questa era la loro prigione. In un caldo dal 45 gradi. Senza nessun tipo di aria condizionata. In Somalia, la pena di morte viene applicata a tutti i cristiani. Nel 2025 una giovane è stata scoperta con una Bibbia sul telefono, non era neanche una Bibbia cartacea, e è stata decapitata, si dice così, in piazza pubblica, davanti a tutti i suoi amici. Un altro uomo è stato bruciato vivo davanti alla sua famiglia. Questo perché i suoi vicini hanno denunciato la sua conversione, hanno saputo che lui si era convertito, lo hanno denunciato. Questa è stata la sua punizione. Ripeto la domanda. Quanti di noi avremo il coraggio di rimanere accanto a un fratello in carcere per predicare il Vangelo? O quanti di noi, avendo il rischio di essere messi in carcere, continueremo a venire in chiesa, a lodare il nostro Dio, a pregare? Cosa sappiamo di Tichico? Che lui era fedele. Fedele al suo amico Paolo e fedele al suo Dio, al nostro Dio. Ancora nel versetto 7, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Qui faccio la seconda domanda della sera. Quanti di noi possiamo essere chiamati da caro fratello o sorella, fedele servitore e compagno di servizio nel Signore? Se arrivasse un sconosciuto in questa sala, venisse da me, Junior, cosa mi dice di Lucas? Sarebbe queste le parole che utilizzerei per definire Lucas? Se mi chiedessi di Samuel, sarebbe così? Di Vale? Riusciamo a quadrarsi in queste definizioni utilizzate da Paolo per riferirsi al suo fratello Tichico? Possiamo definirsi così? Versetti 8 e 9. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed Egli consoli i vostri cuori.
Qui già c'è qualcosa che ti fa saltare all'occhio. Era Paolo quello che era in carcere, quelle persone che stavano accanto a lui rischiavano anche loro di finire in carcere, e Paolo manda Tíquico a quella chiesa per consolare quei fratelli. Paolo in nessun momento, sapendo che la sua vita era in rischio, ha pensato a sé: no, io ti invio forse quello più bravo che ce l'ho perché lui possa consolarvi e dirvi cosa passiamo noi da questa parte. Paolo non si è lamentato della sua situazione. Più che altro voleva continuare ad aiutare quei fratelli. Voleva continuare a fare quello per cui è stato messo in carcere. Predicare il Vangelo di Cristo Gesù. Versetto 9. Con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Anche per Onesimo, il fedele e caro fratello. Un altro che era rimasto accanto a Paolo, nonostante le difficoltà, i pericoli che affrontava. Sono già 2. Questi uomini avevano la fiducia di Paolo non solo per portare quella lettera, ma soprattutto perché vivevano in modo degno del Vangelo di Cristo. È per questo che Paolo ha affidato questa lettera a quelle persone. Se erano rimasti accanto a lui, Paolo poteva sapere, o sapeva, che poteva contare anche sulla responsabilità di portare avanti quella lettera, sapendo cosa potrebbe succedere se magari fossero presi. Paolo si fidava di loro, perché molto probabilmente loro hanno dimostrato la sua fede non attraverso le parole, ma le sue azioni. Come ho detto all'inizio, c'era anche Epafra, quel fratello che apparteneva alla chiesa di Colossi, che era andato da Paolo e non è stato scelto per ritornare a Colossi, è rimasto insieme a Paolo. Forse perché alla fine non importava chi portava il messaggio. Quello che importava era il messaggio. La persona non importa. Quello che importa è quello che siamo disposti a fare. Paolo sapeva che poteva contare con qualsiasi uno di loro. Epafra invece è rimasto ancora con Paolo, forse per imparare di più. Apro un parentesi perché nel versetto 9 cita Onesimo. Non sappiamo se questo Onesimo sia lo stesso che è citato nella lettera ai Filemon. Filemone si dice? Filemone. Era un schiavo che aveva fuggito. Alcuni difendono l'idea che sia lo stesso, altri invece dicono che probabilmente no, perché essendo un schiavo fuggitivo, il normale è che il suo nome venisse occultato nelle lettere. Quindi in teoria Paolo non metterebbe il suo nome nella lettera se fosse lo stesso Onesimo. Non cambia niente, è solo un parentesi. Versetto 10. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia. C'è un altro che è finito in carcere, che non era lì intorno per aiutarli, ma anche lui è finito in carcere insieme a Paolo. Aristarco, mio compagno di prigionia.
Era l'unico? Non sappiamo, forse c'erano anche altri cristiani finiti in prigione. La continuazione del versetto 10 e l'11. Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzione e se viene da voi, accoglietelo. L'istruzione, Paolo si riferisce a Marco, non a Barnaba. E Gesù, detto giusto, che ovviamente non è quel Gesù, ma un altro uomo che aveva lo stesso nome. I fratelli di Colossi in qualche modo avevano già ricevuto istruzioni da parte di Paolo riguardo a quel fratello Marco e dovrebbero accoglierlo se necessario. Qui c'è un altro aspetto interessante della Chiesa, un aspetto che spesso viene sottovalutato, che è l'accoglienza. L'ordine di Paolo a quei fratelli è: se Marco arriva da voi, accoglietelo. Io non parlo necessariamente del ministero di accoglienza, anche se questo è molto importante, ma dal fatto di accogliere le persone. È dovere della Chiesa accogliere le persone. Quante volte decidiamo di, magari invece di andare da quella persona, un ospite appena arrivato o qualcuno che sta iniziando a frequentare la nostra chiesa, e decidiamo di no, non vado da quella persona perché voglio essere qui, voglio restare con i miei amici, voglio stare qui a chiacchierare, voglio andare al McDonald's, intanto ci vediamo solo una volta alla settimana, 2 al massimo. No, dai, non spreco il mio tempo con questo tipo. È l'unico momento che ho. E so che è bello stare con gli amici. Anch'io spesso non vedevo l'ora di arrivare il sabato o la domenica, quando avevo la vostra età. Non dirò che era perché volevo essere in chiesa per adorare a Dio. Spesso era proprio per le mie amicizie. Mi piaceva andare in chiesa perché volevo stare con i miei amici della chiesa. È naturale, non vuol dire che sia corretto. Ah, Junior, ma io preferisco così. Lo so. Ma ho una notizia per voi. Forse non vi piacerà, ma qui non è un club, è una chiesa. E se l'unica motivazione di essere qui è per essere insieme agli amici, potete pure fare altrove. Mi piace vedervi, certo. Mi piace vedervi qui ogni sabato, magari la sala nera piena, certo che sì. Certo che mi piace. Non sto dicendo che voglio che andate altrove, non è assolutamente questo, ragazzi. Ma è necessario che siate qui per le ragioni corrette, altrimenti non cambia niente. Continuazione del versetto 11. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Paolo era considerato l'apostolo dei gentili, mentre tutti gli altri avevano il fuoco sulla regione di Israele. Paolo era quell'apostolo missionario che faceva il giro del mondo per predicare il Vangelo. In questo caso lui si trovava a Roma, come abbiamo visto, e questi fratelli qui citano solo questi tre, Aristarco, Marco e Gesù il giusto, erano gli unici giudei della chiesa di Roma o che erano lì nella regione di Roma a cui si è importato lavorare per il Signore, per appoggiare Paolo in questa causa. E qui apro un altro parentesi. Se questi tre erano gli unici giudei
nella chiesa di Colossi, almeno gli unici di Colossi, della chiesa di Roma, almeno gli unici che facevano qualcosa, dov'era Pietro? E questo è un piccolo parentesi, ma è un parentesi interessante, perché se eravate qui nel culto della Riforma, abbiamo parlato un po' dell'idea che la Chiesa Cattolica difende che Pietro sarebbe quello che ha fondato la Chiesa di Roma. Come abbiamo visto, dato i dati storici, era praticamente impossibile che Pietro fosse stato a Roma prima del momento della sua esecuzione. Qui è un'altra informazione per dare solidità, posso usare questa? Perché se Paolo ha deciso di non citare Pietro, ha deciso tra virgolette, perché mai Paolo non avrebbe citato Pietro? O perché era insignificante nell'opera del Signore, e non credo, oppure perché non era lì. E se non era lì, non potrebbe essere lui il fondatore, la pietra della Chiesa di Roma. Chiudo il parentesi per questa informazione. Versetti 12 e 13. Vi saluta Epafra, quello della chiesa di Colossi che era andato lì, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti, gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Un pastore che, nonostante la distanza della sua chiesa, continuava a lottare per loro in preghiera. La parola di Paolo: si dà molta pena per voi. Probabilmente non è che lui si fermava 10 minuti al giorno per pregare. Lui soffriva con quei fratelli, gioiva con quei fratelli, pregava per quei fratelli. Era la sua chiesa. Epafra non li ha mai dimenticati e probabilmente un giorno avrebbe ritornato da loro dopo questo tempo insieme all'Apostolo Paolo, un tempo forse di apprendistato. Versetti 14 e 15, vado un po' veloce per il tempo. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in sua casa. Questo Luca, alcuni difendono che sia l'evangelista, quello che ha scritto il Vangelo di Luca, altri dicono che probabilmente si tratta di un altro Luca, perché quello evangelista era già un uomo, possiamo dire, famoso tra i cristiani, e probabilmente Paolo utilizzerebbe altre parole per riferirsi a lui. Versetto 16. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. E da qui capiamo che il contenuto della lettera, nonostante fosse stati scritti per problemi puntuali che la chiesa di Colossi affrontava, era una lettera che aveva delle informazioni, delle istruzioni, avevano insegnamenti dottrinari che erano utili anche a altre chiese. Erano utili a tutti quanti e in tutti i tempi. Era utile ai Colossesi, ma era utile a Laodicea, era utile a Efeso, era utile a Tessalonica, era utile qui a Treviso, o è utile ancora oggi qui a Treviso, è utile a Belluno, a Conegliano, a Padova. Non è perché era stata indirizzata a una chiesa specifica che non avesse insegnamenti, soprattutto gli insegnamenti dottrinari, che potevano essere applicati a tutte le altre chiese, persino ad oggi.
17. Dite a Archipo, bada al servizio che ha ricevuto nel Signore, per compierlo bene. Paolo non dà molte informazioni neanche di questo Archipo, ma se è lui che sta davanti a questo ministero, probabilmente allora è lui che è stato scelto come sostituto di Epafra in questo periodo. Era lui che era nel ruolo di pastore in questo momento della Chiesa. Forse non era così bravo come Epafra, e per questo Paolo ha voluto inviare questo messaggio. Ma la cosa interessante è che Paolo avrebbe potuto dire direttamente a Archipo. Insomma, potrebbe aver scritto: Archipo, stai attento, bada al servizio che hai ricevuto nel Signore. Ma invece è scritto alla Chiesa, perché la Chiesa parlasse al suo pastore. Dite a Archipo. È una responsabilità della Chiesa sia ascoltare il suo pastore, sia, se necessario, incoraggiare il suo pastore o esortarlo se serve. Il pastore deve essere amato dalla sua Chiesa, deve essere rispettato dalla sua Chiesa, onorato per la sua Chiesa. Ma quando commette un errore, deve essere anche esortato, rimproverato, incoraggiato se serve, ovviamente sempre in amore. Ma è una responsabilità della Chiesa prendersi cura del pastore, tanto quanto del pastore prendere cura della Chiesa. E Paolo finisce la lettera con il versetto 18. Il saluto è di mia propria mano. Molto probabilmente le lettere non erano scritte da Paolo. Paolo dittava, si dice così? Dittava le parole e qualcun altro lo scriveva. In molti casi, quando Paolo inizia una lettera, ad esempio, spesso c'è Timoteo insieme a lui. Forse è Timoteo a scrivere mentre Paolo detta. Ma il saluto, queste parole finali, Paolo ha voluto scrivere con le sue proprie mani. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Ricordatevi delle mie catene. Nonostante gli incoraggiamenti, nonostante le istruzioni, nonostante le cose che diranno questi fratelli che mando da voi, alla fine ricordatevi delle mie catene. Paolo ha voluto, nelle sue ultime parole, in quelle scritte proprio da lui, ricordare la situazione in cui lui si trovava. Per finire vorrei ripetere le due domande che vi ho fatto all'inizio, proprio per ragionare un po' sopra. Quanti di noi avremo il coraggio di rimanere accanto a un fratello in carcere per predicare il Vangelo di Cristo? Quanti di noi avremo il coraggio di rischiare di finire in carcere per predicare il Vangelo di Cristo? O quanti di noi possiamo essere chiamati di caro fratello o cara sorella, fedele servitore e compagno di servizio nel Signore? I nostri fratelli che soffrono persecuzione, come abbiamo visto all'inizio, a loro di solito è data una scelta. Rinnegate il vostro Dio e potete uscire liberamente.
rinega il tuo Dio e vivi. Oppure rimanga fedele e muoia. Di solito non una morte veloce. Nella Chiesa primitiva molti venivano uccisi. Non so quanti di voi era qui quando abbiamo guardato insieme il film di Paolo. Lì c'era una scena dove appendevano le persone ai pali e mettevano fuoco per farli di luce per le vie, per illuminare le vie della città di Roma. Era questo il tipo di morte che avevano per essere fedeli. A noi non è che qualcuno ci prende per le strade e dice: vuoi rinnegare il tuo Dio o vuoi vivere o vuoi morire? Nessuno ti dice questo. Ma una volta uscite di qui, attenzione, una volta usciti di qui, stasera, domani, il prossimo sabato, quanto tempo vi mettete a rinnegare il nostro Dio? E qui non sto parlando di rinnegarlo con parole, necessariamente, ma con le azioni. Una volta finito il culto e siamo per strada, siamo con i nostri amici, quanto tempo ci mettiamo a rinnegare a Cristo? Cosa facciamo quando nessuno ci vede? Cosa facciamo quando siamo nel nostro gruppo di amici? A volte anche dentro della chiesa. Cosa facciamo quando crediamo che nessuno ci ascolta? Così qui possiamo iniziare dalle cose più semplici, piccole bugie, alcune battute, alcune parolacce, pettegolezzi, calunnia. O possiamo andare molto oltre queste cose. Io spero che se un giorno qualcuno arrivi da voi, spero, e vi chieda: Patrick, chi è questo Junior? Io spero che le parole che possiate utilizzare riguardo a me sia: Junior è un caro fratello, un fedele servitore, un compagno di servizio nel Signore. E spero anch'io poter dire riguardo a tutti voi che siete fedeli al nostro Dio, che siete un caro fratello, una cara sorella e fedeli servitori del Signore. Amen? Preghiamo. Padre, aiutaci a rinnegare le nostre volontà, i nostri desideri e rimanere fedeli a Te, Signore. Sappiamo che il mondo c'è tanto da offrirti, ma sappiamo che nulla di questo vale la pena, Padre. Dacci saggezza e coraggio per rimanere fedele a Te nonostante le difficoltà. Grazie Padre, grazie perché abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove non rischiamo la morte. Grazie perché abbiamo la fortuna di avere una chiesa per aiutarci, per camminare insieme, Signore.
che tu possa essere insieme a questi fratelli nostri che vivono, che non hanno la stessa fortuna che noi, che tu possa dargli consolo, Signore, guarire il loro cuore e la speranza di un giorno stare insieme a te. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnel di Dio, degno, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portando i pesi miei.
hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Nostri avvisi. Avvisi. Un attimino. Ecco. Piccoli gruppi. Le ragazze con Monique, giusto? I ragazzi con Samuel. Non so se è già libera la sala del patchwork, altrimenti facciamo qui sotto, va bene? Oggi, subito dopo i piccoli gruppi, ci saranno delle pizze, 2 euro, bibite e pizze, ci aiuterà per l'organizzazione del campeggio, quindi se potete restate, mangiate insieme a noi, comprate più di una. Sto vedendo questo, credo di sì, la possibilità di pagare con la carta. E a maggio il nostro campeggio. Dal 22 al 24, dal 22 al 24 maggio, ecco, dal 22 al 24 maggio, all'albergo Pineta su Nevegal, si dice così, giusto? A Belluno, ci sarà il nostro campeggio di giovani e adolescenti. Il nostro tema sarà... Quale sarà? Now You See Me. Il nostro tema sarà basato sul versetto di Giobbe, capitolo 42, versetto 5. Stiamo preparando alcune cose e sarà un momento molto bello, perciò vi faccio l'invito e invitate anche i vostri amici. Ok? Dal 22 al 24 maggio il costo è di 130 euro. È possibile pagare in rate. Quindi, se fate l'iscrizione ancora questo mese, a gennaio, potete pagare in 5 rate da 26 euro. 5 rate da 26 euro. L'importante è che l'ultima rata sia pagata entro il 10 maggio. Ok? Se decidete di fare l'iscrizione a febbraio, saranno 4 rate, poi 3, finché a maggio servirà a pagare tutto insieme. A posto? Capito? Quindi, se potete, fare la domanda il quanto prima e iniziare a pagare, perché sappiamo che 130 euro non è che non sono nulla, però valerà la pena. Bene? Qualcos'altro da avvisare? Ecco. Il baby shower della piccola Elena. Il 21 febbraio alle 15 qui nella chiesa. Quindi tutti invitati e portate pannolini, qualsiasi altra cosa volete per la piccola Elena di Marzia e Paolo Henrique. Qualcos'altro? Basta? Invitate i vostri amici al nostro campeggio. Preghiamo per finire. Grazie Signore per questo momento che ci ha concesso. Grazie perché sappiamo che Tu ci prendi sempre cura di noi, Signore. Grazie per la settimana che abbiamo avuto e che sia Tu il centro delle nostre vite. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen.
Andiamo ai piccoli gruppi, ragazzi, e poi pizze.